Buongiorno amici di Matto Scacco, ben ritrovati qui sintonizzati su questo fantastico canale. Allora, chiedo scusa, ma ieri non abbiamo prodotto alcun video, era domenica, ogni tanto anche noi ci riposiamo e andiamo a vedere che cosa è successo nel terzo turno, che è successo l'altro ieri, e nel quarto turno, quello che è successo ieri, praticamente in entrambi i casi ci sono state tutte patte e una sola sconfitta barra vittoria. E fra le due voglio analizzarne una di queste sconfitte barra vittoria che secondo me merita veramente, dopodiché andremo a vedere un pochettino la classifica finale per iniziare a farci un pochettino un'idea su come sta andando il torneo. La partita che voglio presentarti è quella giocata nel terzo turno fra Vidit contro Pragna. Da notare che abbiamo India contro India e sugli 8 giocatori in gara in questo torneo sistema italiano dove tutti si sfidano contro tutti, 3, quindi quasi la metà, sono giocatori indiani. Questo la dice lunga sulla preparazione degli indiani, su quanto l'India stia veramente puntando tantissimo sull'istruzione sin da piccoli nelle scuole in questo gioco. Fantastico. Allora, Vidit apre con E4 e 5, questa partita, lo preannuncio già, sembrerà una partita fra principianti perché a un certo punto si utilizzeranno delle linee discutibili, si andranno a fare un sacco di cappellate, un sacco di errori, non a caso uno dei due giocatori avrà solamente l'87% di precisione, che a questi livelli è veramente basso. Si entra in questa variante che diciamo fino a qualche tempo fa era considerata la variante principale della spagnola. Ora uno si aspetta cavolo F6, invece arrivo F5, che è una sorta di gambetto Janisch barra gambetto Schliemann barra qualcos'altro. Onestamente è la prima volta nella mia vita che vedo questa risposta a questo punto della partita. Mi immagino la faccia di Vidit quando ha visto, ha visto questa mossa, e ovviamente è una mossa dubbia. Qui il vantaggio del bianco è a più 0,44, lo testimonia anche la barra laterale. Dopo questa mossa la barra laterale sale. Ora, il grande maestro Praggnanandhaa non sa che è una mossa dubbia, lo sa molto bene, ma per cercare di squilibrare la partita e portarla in cacciara e cercare di ottenere una vittoria, bisogna talvolta rischiare, perché se nessuno rischia, si gioca con le linee migliori, che tutte le sanno a memoria, si va in un mediogioco piatto, eccetera, con molta probabilità la partita andrà in parità, perché se nessuno sbaglia la partita va in parità. Ma se io ho bisogno di una marcia in più, allora provo anche varianti dubbie, variante che il motore diciamo mi dice è sbagliata, ma non è che se il motore ti dice guarda con questa mossa perdi 0,5 punti allora non si può giocare, e lo testimonia questa fantastica partita. Quindi io sono pro motore, analizzo tutto col motore, ma allo stesso tempo dico sempre a tutti attenzione, non dipendete solamente dal motore, perché può portarvi a iniziare a pensare male, a vedere il gioco degli scacchi sotto un'altra luce, mentre è bene sempre pensare alla parte creativa. Basta una piccola imprecisione del bianco che la partita si ribalta, quindi ora ok, il motore dice più 0,84 che alla quarta mossa è fantastico, però basta una piccola imprecisione del bianco e addirittura il nero può andare quasi in vantaggio. Ora arriva una sorta di controgambetto tipico, sembra un pochettino il gambetto di re, il controgambetto di re a colori invertiti, cattura, E5 fa parte della teoria, B5 l'alfiere se ne va, e alfiere B3. Ora attenzione che qui arriva, c'è la classica coordinazione, no? Sul punto F7, quindi il nero deve tenerlo in considerazione. Arriva a cavallo A5 con l'idea di rimuovere subito questo potentissimo alfiere, e qui viene giocata prima cavallo per D4. Io fossi stato il bianco, sinceramente, dato che questo alfiere lo perderlo per perderlo, mi sarebbe piaciuto perderlo in questo modo, dove avrei almeno evitato che il nero in futuro avrebbe potuto fare un arrocco lungo, e dopo una situazione di questo tipo, sinceramente, tanto male, secondo me, per me la situazione non era. Ovviamente il grande maestro ne saprà qualcosa in più di me, decide di giocare cavallo per D4, seconda scelta del motore,
e quindi si prepara a perdere questo alfiere senza, tra virgolette, combattere. Ma non è ancora arrivato il momento, arriva alfiere B7 e su alfiere B7 arriva una mossa molto tricky, la chiamerei, che è cavallo per F5. Ovviamente è considerato un errore da parte del bianco. L'idea qual è? È quello di tendere una trappola. Qual è la trappola? È che se il nero si fa ingolosire per prendere questo pedone, il bianco prende scacco matto in 3 mosse. Come si fa scacco matto in 3 mosse da qui? Semplice, si sfrutta il matto del barbiere. Peccato che se gioco donna H5 lui mi gioca subito G6, quindi scacco, rimuoviamo il pedone G6 e adesso ho l'autostrada libera per dare scacco matto. Bam, matto del barbiere. Te lo immagini a questi livelli? Ovviamente Pragna non è l'ultimo arrivato, non gioca questa mossa, ma gioca questa, la mossa corretta. Rimuovo questo alfiere che è uno dei principali protagonisti di questo matto. A per B3, il bianco cattura con il pedone A per aprire la colonna, arriva D6 e faccio notare che in realtà questo pedone non si può mai catturare perché qui arrivano sempre cose spiacevoli da torre G1 ai soliti sacrifici, anzi non è più un sacrificio perché a questo punto arriva un doppio attacco su G7 con possibilità poi della donna di andare su H5 e compiere veramente delle tragedie. Quindi in partita invece la partita funziona in questo modo, il nero decide di giocare D6, donna E2, il pedone in G2 è sempre avvelenato, ora si minacciano scoperte con scacco e qui la risposta di Pragna è veramente bellissima. Qui non lo so, io subito avrei cercato in qualche modo di difendere il mio re, no? Di mettere qualcuno davanti per evitare gli scacchi di scoperta o robe strane, ma qui donna D7 è sicuramente la decisione più saggia. In partita viene giocata la spinta del pedone in E6 e per quale ragione il bianco non ha giocato questa cattura con scacco? Cosa c'è di male nel catturare un pedone gratis e fare scacco? C'è di male che il re può andare in F7 e si minaccia torre in E8 con inchiodatura e poi il bianco avrebbe dovuto perdere tempi nel proteggersi, ritardo di sviluppo, mentre il nero può essere invece già sviluppato bene. È vero, questo re è un po' esposto, ma per il ritardo di sviluppo che ha il bianco per ora non è un grande problema. Dicevamo che in partita viene giocata invece la spinta del pedone in E6. La donna va in C6 e ora arriva la mossa alfiere in G5 e viene giocata ora la spinta di pedone in G6, ma ancora una volta forse questo pedone si può catturare, non si può ancora catturare perché arriva lo scacco matto, cavallo per G7 scacco, donna H5 e il re va in F8, donna F7 scacco matto. Quindi vedete come si gioca tutta questa partita su questo pedone, su questa tensione, e quindi per questa ragione il nero dice io ti gioco G6 così tolgo tutte le idee di donna H5, ti rimuovo il cavallo e ora ti rimuovo anche l'alfiere al costo di indebolire questo pedone. Finalmente cavallo E7, un pochettino il nero inizia a prendere un po' d'aria e respirare, arriva pedone C4, B4 per incastrare e togliere case importantissime al cavallo, arriva donna in G4, la donna dà uno sguardo al pedone e crea pressione su questo pedone, donna C5, arrocco corto, alfiere G7, cavallo D2, si completa lo sviluppo e adesso arriva arrocco lungo. Ora, arrocco lungo punto di domanda secondo il motore è un errore, però posso dire che sfido chiunque a fare l'arrocco corto in questa situazione. Il motore consiglia arrocco corto, ma con i pezzi che ti ronzano attorno al tuo re, con l'arrocco così indebolito, qui manca addirittura il pedone F, secondo me è veramente un azzardo. Posso dire che condivido la scelta dell'arrocco lungo, questo pedone è bloccato, mal che vada il re può andare in B8, la vedo più normale come posizione, e invece secondo il motore arrocco corto era migliore. E adesso, mossa molto interessante, uno si aspetta che, siamo in casi di arrocchi contrapposti, uno si aspetta che ora il bianco si organizzi per attaccare in questa direzione e invece arriva H4. Secondo il motore è un errore,
più corretta era cavallo D5. Questo cavallo ovviamente si porta in direzione del re e non può essere catturato, poiché dopo catture ci sono scacchi di scoperta, possibilità di catturare la torre che in realtà può andare su D7, ma dopo varie catture, robe varie, c'è il mondo, torre FC1, cavallo in C4 e finalmente i pezzi del bianco si iniziano a organizzare contro il re. Questo era quello che suggeriva il motore per continuare la partita e iniziare a trasportare i pezzi del bianco ad ovest. Invece arriva pedone H4, torre che si porta a dare uno sguardo a questo pedone, anche un pochettino per liberare questo povero cavallo. Torre in avanti di 1, il nero finalmente ritorna in parità di materiali che fino a poco fa era sotto di un pedone. Cavallo D5, come dicevamo prima, questo cavallo non si può catturare per le stesse cose che dicevamo prima e invece viene catturato. Alfiere per D5 e il nero adesso è in vantaggio di un pedone, però arriva lo scacco di scoperta. Re B8, questo pedone è molto avanzato, è veramente una spina nel fianco. Riuscirà il bianco a portarlo a promozione? Lo vediamo. Arriva alfiere 3, attacco su donna e il bianco, come dicevamo, posiziona i pezzi contro il re. Donna in B5, cavallo in C4, questo cavallo è molto molto forte da lì. Alfiere C3, alfiere in D4 chiedendo dei cambi e arriva torre in H, va in G8. Secondo il motore questa era migliore, con l'idea di andarmi a pappare questo pedone e non è un problema, non è un problema se la regina mi cattura qui, perché ora questa torre messa qui impedisce ovviamente la cattura, supporta questa spinta, tutto quello che vuoi, ma l'idea del computer è ok, se tu mi catturi qui io intanto mi prendo questo pedone e poi quando voglio gioco torre G8 con l'idea che la torre è supportata dall'alfiere e attacca su G2. Era una mossa un pochettino più attiva rispetto a questa. Arriva il cambio delle alfieri, però adesso anche il nero ha un pedone passato pronto ad andare a promozione. Quindi possiamo dire che questi due pedoni, che sto evidenziando in verde, si equivalgono e con tutta probabilità i due giocatori decideranno di scambiarseli. Donna in D4, alfiere B7, donna per C3, si è preso il pedone e il nero si è preso il pedone. Ricordiamoci che il nero è in vantaggio di un pedone, ricordiamoci questa cosa molto importante perché se non siamo già in un finale ma ci stiamo andando, quindi sappiamo che a questi livelli un pedone in più significa poter vincere la partita. Cavallo in A5, torre in E5, B4 per sostenere il cavallo. A questa mossa il motore non piace ma sono tutte piccolezze. G5, H5 per cercare di tenere chiusa la posizione. Il problema è che questo pedone è debole. Se il bianco magari riesce a giocare G4 e creare una catena di pedoni può essere interessante, ma il problema è che adesso è il nero che gioca G4 e quindi ora questo pedone è veramente debole. Torre in F va in E1 e arriva pedone G3, anche questa subito andava bene, ma il nero sceglie di giocare pedone G3 e dopo cavallo per B7 arriva la mossa intermedia, scacco, e ora donna per B7, ricordiamoci che questo pedone debole è sempre in presa, donna F3 per cercare di tenere un pochettino, torre in E va in G5 e adesso ci sono molteplici minacce, c'è questa minaccia e tante altre. Donna per B7, il bianco decide di cambiare le donne avendo un pedone in meno, chissà se il bianco riuscirà a tenere questo pedone. In realtà non c'è modo e gioca G4 per evitare questa, gioca G4 e arriva a questa mossa. Ora però i pedoni per il nero sono 2, qui il bianco riesce a prendersi un pedone ma non viene difficile credere che ora questo pedone si possa prendere. E ora abbiamo due torri nere sul pedone in H5, due pedoni di vantaggio. Vidit col bianco tenta il tutto per tutto, ma dopo questa mossa il nero cerca di cambiare le torri. Cerco di cambiare le torri, principio della semplificazione, sono in vantaggio di due pedoni e il bianco ovviamente non ci sta
cerca di togliere la torre, ma dopo questa mossa la partita finisce per abbandono da parte del bianco. L'idea è che il cambio ora delle torri sarà forzato, le torri impediscono al re con scacco di stare da questa parte, il re deve per forza andare a destra e seguirà sicuramente il cambio delle torri e la partita poi praticamente finisce. 2 pedoni di vantaggio a questi livelli sono veramente troppi e sarebbe semplicemente un protrarsi dell'agonia. Bene ragazzi, partite veramente mozzafiato, veramente molto belle, ogni tanto ci regalano queste perle con queste linee teoriche particolari. E niente, io vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno, questa sera alle 23:59 scadrà l'offerta sul corso di strategia, quindi ragazzi se volete approfittare è il momento giusto. E niente, noi seguiremo sempre da vicino questo torneo che ci sta lasciando tutti veramente a bocca aperta. Avevo detto che avrei fatto, e lo faccio subito, avrei visto un pochettino i risultati e andiamo a vedere momentaneamente la classifica com'è. Abbiamo in testa il buon Jan Nepomniachtchi, grandissimo giocatore, in tanti facciamo il tifo su di lui perché ricordiamoci che lui è stato in grado 2 volte di essere il vincitore del torneo dei candidati e probabilmente essere 2 volte il vincitore del torneo dei candidati su 8 giocatori è forse più difficile che mantenere il proprio titolo di campione del mondo, dove sfidi sempre la stessa persona. E se Jan veramente riuscisse ad andare per la terza volta a sfidare il campione del mondo, veramente questa volta meriterebbe di diventare lui campione del mondo. A seguire, qui abbiamo la classifica. Primo Jan Nepomniachtchi, secondo posto a pari merito Gukesh e Fabiano Caruana, quarta posizione Praggnanandhaa, quinta posizione Hikaru Nakamura, sesta posizione Abasov e a seguire, sempre tutti a pari merito, Alireza Firouzja e Vidit. Il torneo è ancora tutto da giocare, ricordo che finirà, se non erro, attorno al 22 di aprile, quindi è ancora lunga, le partite sono ancora tutte entusiasmanti, quindi ci aggiorniamo.